Sono l'architetto Giorgio Ganni, sono qui con il sociologo Marco Oriole e stiamo facendo un piccolo servizio sul quartiere di Giusto. La chiesa è stata una delle ultime opere realizzate, come è successo e succede in tutti i nuovi quartieri, come è successo anche dopo il terremoto. Dove, quando e perché nasce il quartiere di Via Riccardo? Nasce esattamente in questo punto qui, completamente in mezzo a campi, e qui nascono 3 piccoli caseggiati progettati nel 55 e inaugurati nel 56. Alle mie spalle è l'edificio di Gino Valle, e la diga, definita da lui e anche dalla gente locale dopo, che sarebbe il quarto lato di un quadrilatero. La diga è la terza parte del quartiere perché è stata costruita alla fine degli anni 70. Era un edificio all'epoca appena costruito innovativo perché Gino Valle tentò di mettere delle idee nuove, dei piani liberi completamente perché voleva che la gente socializzasse, i corpi scale, 3 corpi scale separati completamente dal resto, e tenete presente che questa diga contiene 100-110 alloggi. Qui siamo nel quadrilatero, al centro del quadrilatero, con 3 edifici costruiti tra il 70 e il 72, che è il primo nucleo del villaggio di Giusto intensivo, quello che poi degenerò in una ventina di anni nel Bronx. Questi edifici sono i primi edifici dei piani PEP. PEP vuol dire Piano Edilizia Economica Popolare. Ecco, edifici di basso costo per classi di persone medio-basse, diciamo. Ah no, sono questi due, sono questi due, sono là. Gli edifici che abbiamo visto fino adesso sono stati costruiti dagli IACP. Gli IACP che sono Istituti Autonomi Case Popolari, che costruivano gli edifici per conto dello Stato in base a leggi statali. Adesso siamo andati allo estremo nord di Via di Giusto. Sullo sfondo dietro di me vediamo altri edifici del PEP, del primo nucleo del PEP, sempre degli anni 70-72. Qua si girava quando eravamo ragazzi, no? Qui si giocava a pallone, quando eravamo muletti ci si trovava fino alle 2-3 del mattino a giocare a 4. Poi si veniva qui, insomma, qui c'era un alimentari, dall'altra parte c'era il Bar Bianco e la nostra gang. Che periodo era? Anni 80, si metteva qua, si camminava qui su e giù, come, cioè, per me era casa mia qua. Che gente frequentava? La compagnia nostra, dei Riccardini, no? Chi sono i Riccardini? La gente più tosta di Udine, per me. Cosa vuol dire tosta? Gente in gamba, ragazzi in gamba, ma che con i loro, insomma, problemi di vita, però gente di valore. C'è stile ai bedi. Cosa vuol dire c'è stile? C'è stile, stai attento, insomma, occhio. Stai attento. Sì. Questo è solo uno dei termini del linguaggio dei Riccardini. Esatto. Smezzalo! Dagli in faccia! Dai al gazzo, c'è è verde! Ah, di loffio! Oh, ma è di Sando il gazzo! No, è cinghiale, di paese, di paese! Dai, smuccalo, smizza, un pandolo! Cosa, pandolo? Tiragli in faccia! Mollatelo! Dai, scaia! Troppi le sardi il gazzo! Ogni giorno mi chiede lovi, oh, c'è Steve, 2 scaffoni! Cestello! Posso taccheggiarti? C'è Steve! Brad Pitt, per essere qui con noi, ci parlerà di un quartiere, del quartiere di Udine di Giusto, dove tu hai vissuto, Brad. Ok, ma dovrei chiarire qualcosa prima. Qualsiasi cosa. Bene, mentre Brad chiarisci qualcosa, si dice chiarina, no? Nel gergo vostro. Sì, esatto, chiarina. Noi diciamo chiarire. Cosa vuol dire cestil? Penso che cestil significhi attenzione. Cestil marmule. Ad esempio si dice cestil ai bedi. Sì, si dice cestil alla Rugoli, cestil al Proso, cestil al Grimo.
Come vi dicevo, mercoledì avremo la consegna delle chiavi e i canoni mensili saranno calmierati. Cosa calmi, che non abbiamo lobby. Ehi Grimo, pensavamo a villini o palazzine, cos'è sto casermone, cestello? Signora, questa è un'opera d'arte dell'architetto Gino Valle, dovreste essere onorati. Ma smucca, tiragli un grebano. Sentivi via Riccardo Di Giusto, la gente prendeva paura, una zona degradata. Perché aveva paura la gente? Perché forse noi eravamo un po', no, ragazzi un po' di, sai... Un po' agitati. Esatto. Si parlava tanto delle risse. Voglia, ne abbiamo fatte tantissime. In ogni angolo qua della strada c'è stata una rissa, una baruffa. Avevano molto vita di gruppo i Riccardini. Sì, cioè proprio sempre insieme, leali, uno copriva l'altro. Ci si incontrava la sera, sì, magari ci scappava qualche cannetta. Sì, come tutti insomma. Come è successo a tutti. La droga ha rovinato tutto. Sono morti amici, cugini, parenti, tutto. Questo è il Bar Est, questa nuova guardia al Tra che è stata fondata. Cos'era il Bar Est? Un punto di ritrovo? Sì, dei Riccardini, una volta ci si veniva tutti qua, si trovava, si giocava a biliardo, c'era il calcetto anche, queste cose qua, non c'era neanche quella volta, sai, le macchinette, queste robe qua, che ha un po' rovinato tutto, cioè sai, una volta ti mettevi lì, giocavi a biliardo, c'era il gruppo di ragazzi, dopo magari scattava la rissa, la baruffa perché ognuno voleva vincere, cercavi, no, l'unione, ognuno aveva dei problemi, no? E quindi, non so, ci univa questa cosa qua. Ugo! E c'erano anche problemi di convivenza con le forze dell'ordine. Beh, per forza, sempre, quello era un conflitto totale. Per esempio? Sai, quando c'è qualche rissa si scappava, no? Si andava via, poi magari avevano le volanti noi magari eravamo come nei film di Guerra della Notte, sopra nei condomini a guardare che loro giravano. C'è stato qualcuno di voi che ha avuto incidenti giudiziari? Sì, parecchi, hai voglia, per rissa, per furti, insomma. Ma guarda, da muletti noi si giocava a pallone, dopo avevamo questa esaltazione, delle risse. Ve le andavate a cercare, insomma? Tante volte sì, tante volte no, cioè, sai... Con chi si faceva rissa? Con chi si faceva rissa? Sai, una volta avevano dei paesani, non so di che paese, facevano dei gesti un po' strani, con 5-6 ragazzi. Dopo sono usciti a rotoloni poi dal bar. Sai, tanti venivano anche di proposito per istigare, ma non ce n'era per nessuno. Guarda che in quegli anni là poteva venire chiunque, eravamo veramente tosti. Gente in gamba, spalla a spalla, andavamo dappertutto, ci si aiutava l'un con l'altro, non ce n'era per nessuno. Ci siamo spostati all'inizio della via Divisione Garibaldi all'Esopo, che siamo nella parte ultima del quartiere, quella costruita da metà anni 80 alla fine. In fondo abbiamo gli edifici di grossa dimensione, i condomini, mentre alla mia destra, sullo sfondo, è tutta la zona, quella che gli abitanti del quartiere definivano la zona dei ricchi, perché là ci sono le villette a schiera, gli edifici bifamiliari, piccole abitazioni a 1 o 2 piani con il cortile privato. Siamo alla fine della storia e alla fine del quartiere, perché qui siamo verso l'estremità est e alle mie spalle avete uno degli ultimi edifici intensivi che però, essendo stato costruito alla fine degli anni 80, e vedete che già cambia il tipo di architettura, si ingentilisce un po', si smorzano le tensioni,
di quell'architettura cupa che c'era in altri caseggiati che abbiamo visto nel quartiere. Siamo in mezzo al verde, alla fine del quartiere, e qui siamo praticamente al centro di quella che era chiamata l'area della Cascina Mauroner, che è un piccolo Central Park all'interno di questo PET, che era pensato con grandissime zone verdi, a discapito forse dei quartieri degli anni 60 in diverse parti della città che tutti conoscono, San Rocco, San Domenico, Villaggio del Sole, in cui il verde era più di ritaglio. Qui invece il verde è potente, pensato alla grande, con gli edifici alti, più alti delle alte zone, però con ampie zone verde davanti. Mi sembra adesso che le tensioni sociali si sono smorzate anche qui, o almeno in parte si sono smorzate, si avvia a diventare un quartiere vivibile.